Diario di un naturalista, questo è il titolo del nuovo libro di Enzo Moretto, naturalista e direttore di Esapolis. Raccoglie esperienze, osservazioni e riflessioni maturate nelle attività di studio della natura e degli insetti. Presente anche Daniela Canella, vicepresidente della provincia di Padova. Un libro, un'opera bellissima dove viene messa nero su bianco l'esperienza straordinaria di Enzo Moretto, un ambasciatore padovano, un grande conoscitore di questo specialissimo mondo. L'autore, Enzo Moretto, ha definito il libro come una raccolta delle esperienze e delle scoperte dei giovani naturalisti. La sintesi di un'esperienza, almeno di un racconto da piccolo, per coinvolgere tutti quanti nell'avventura che ho avuto io. E poi riprende con Esapolis, col gruppo di giovani naturalisti, proprio per dire il museo si è aperto a coloro che avevano questa passione. E cosa è successo? Questi giovani hanno cominciato a fare delle scoperte e le abbiamo seguiti e abbiamo vissute insieme e sono diventate una storia che è il diario di un naturalista, un diario dei naturalisti. Tra le tante esperienze che contiene questo libro, spazio anche una delle riscoperte che ha fatto Moretto. Infatti il naturalista ha ritrovato e filmato un'ape gigante delle Mollucche, ritenuta estinta, che era stata scoperta per la prima volta da Alfred Russel Wallace, scienziato collega di Darwin. Io lo consiglierei a chi ha passione, che nasce con questa passione anche da piccolo, e ha bisogno di trovare un ulteriore stimolo per capire che si può fare, si può arrivare tranquillamente a fare delle scoperte straordinarie anche solo con la passione.